Ed eccoci qua, carissimi amici, insomma, mentre andavamo dai nostri amici camionisti, qua con Filippo abbiamo adocchiato questa fantastica auto stile americano. Niente, insomma, qua abbiamo suonato, non c'è nessuno, ma niente, vorrei comunque portare a casa questo piccolo filmato di ricordo. Guardate qua, carissimi amici, pare che sia una Camaro, insomma, io non sono proprio un intenditore di auto americane, dovrebbe essere una Camaro. Guardate qua, carissimi amici, insomma, purtroppo l'auto chiusa, però niente, insomma, per gli appassionati di auto americane, niente, portiamo a casa questa piccola traccia storica, insomma, dato che insomma ai raduni magari non si vede, niente, insomma, ce la gustiamo qua. Guardate qua, carissimi amici, appassionati di auto americane, abbiamo questa, credo, Camaro. Guardate qua, carissimi amici, poi non lo so se sia una Camaro, poi mi correggete voi. Guardate qua, carissimi amici, vediamo se si apre, spettacolare auto, si pare che sia una Camaro. Guardate qua, carissimi amici, siamo all'interno di questa auto americana fantastica, insomma, veramente anche linea molto sportiva come piace a me. Guardate qua, carissimi amici, e pare che sia una Camaro. Guardate qua, carissimi amici, insomma, interessante auto. Il Marvin, insomma, se la porta in archivio, insomma, con la capò. Ed eccoci qua, carissimi amici, insomma, spettacolare Camaro. Guardate qua, insomma, fantastica. Ero convinto che era una cabriolet, ma invece no, niente, insomma. Guardate qua, carissimi amici, spettacolare Camaro. Spero che il proprietario non abbia male se abbiamo fatto questo piccolo reportage, spettacolo, questo piccolo reportage per noi appassionati di auto vintage, e ci portiamo a casa, insomma, questo ricordo di questa vecchia auto americana sportiva fantastica, insomma. Guardate qua, queste erano ancora le auto che piacevano al Marvin. Spettacolare. Carissimi amici, qua il Marvin vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo report. Ciao a tutti e a presto.